Amici bellini, eppur si muove il mercato, improvvisamente c'è stata una svolta incredibile sul mercato. Beh, andiamoci piano, però ci sono dei nomi che sono stati fatti che sembrano più plausibili dei soliti rumors, no? I soliti rumori, quindi noi dobbiamo parlarne, dobbiamo analizzarli e dobbiamo vedere se ci conviene. Cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici carissimissimi, benvenuto Gianni Primo, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Se tu sei nuovissimo perché ti sei emozionato che hai visto, fammi legare i capelli, se no arrivano i barbieri che dicono che io mi devo tagliare tutti i capelli perché ho la faccia rotonda. Vabbè. No, ma mi fa piacere, anche insomma, se diventassi poi in futuro un influencer, qualcuno mi deve curare l'immagine, quindi mi fa piacere. Brutto questa cosa. Acconciamolo un po'. Vabbè, insomma, iscrivetevi al canale e lasciate un like per i barbieri. È triste, sta sempre qua. Il locale è triste, sta sempre qua. Signori miei, tante citazioni di Totò oggi perché si parla finalmente, si fanno dei nomi che sembrano plausibili, e quando si espone Pedullà, che ha detto che insomma loro dicono proprio c'è sempre una lotta interna e esterna tra di loro. Insomma, tutti quelli che sono i famosi esperti di mercato si lanciano frecciatine in continuazione. Io l'avevo detto prima, tu non sei buono proprio, quell'altro dice nomi a caso, leggete il timestamp, io avevo detto che quello sarebbe, insomma, fanno sempre così. E Pedullà ne ha fatta una del genere dicendo: diciamolo subito prima che poi dopo gli altri salgono sul carro e si appropriano della notizia e dicono che l'avevo detto io. Insomma, pare la notizia più sicura, quella spalleggiata da Pedullà, è il nome di Juan Jesus, giocatore che io pensavo, passiamo alla lavagnetta, non è una lavagnetta in realtà, passiamo a una questione di Ambrabam, di articoli, perché quando si parla di Juan Jesus io vado subito, io lo ricordo alla Roma, lo ricordo all'Inter, e sono andato un pochino a capire. L'ho avuto Spalletti quando era all'Inter, l'ho avuto Spalletti quando era alla Roma, e trovo questo, no? Che è un articolo, non so di che anno, ma si può risalire a che anno. Spalletti, Juan Jesus dice difensore di qualità, e Spalletti dice prima qualità bla bla bla, e alla fine di questa mini intervista nella conferenza dell'epoca, che risale per forza, perché adesso ve lo dico, Spalletti va alla Roma, ritorna ovviamente alla Roma, stiamo parlando del suo ritorno alla Roma a gennaio 2016 con l'esonero di Garcia, giusto? Allora noi parliamo di 2016-2017, la stagione in cui lui, l'unica stagione perché poi passerà all'Inter, in cui sta alla Roma e può decidere anche il mercato, quindi parliamo di 2016-2017, ed è proprio l'anno in cui Juan Jesus passa dall'Inter alla Roma, perché vedete qui nel 2016 c'è un primo passaggio in prestito con prestito oneroso, dopodiché ritorna dal prestito ma se lo comprano a 8 milioni nel 2017, quindi poi resterà Juan Jesus alla Roma quando Spalletti andrà all'Inter. Questa pure è una cosa interessante, cioè non se lo è confermato all'Inter, vediamo di capirci, ma quando si guarda un pochino alle caratteristiche, oltretutto, allora a 30 anni, se poi parleremo anche di Mustafi, e voi mi dovete dire nei commenti se voi li conoscete già a memoria questi giocatori e quale vi convince di più, perché tra Juan Jesus e Mustafi ci sono dei punti di forza e dei punti insomma leggermente negativi, ma li andiamo ad analizzare. Allora, 30 anni, 1,85, esperienza sicuramente, conosce molto bene il campionato italiano, bisogna però chiedersi perché ha giocato pochissimi, tipo 4-5 partite negli ultimi 2 anni con la Roma, problemi fisici, problemi che non si è trovato con Fonseca, insomma qualche tifoso romanista magari ci potrà dire qualcosa in più giù nei commenti, però una cosa importante è che è sinistro di piede, e qui mi viene a pensare, lasciamo perdere tutti i discorsi Estupignan eccetera eccetera, il terzino sinistro probabilmente non arriverà, si resterà
giocherà magari anche con Zanoli per fare tutto quel discorso dell'emergenza di cui abbiamo parlato, ma con un Juan Jesus difensore sinistro Spalletti potrebbe riproporre con il piede a suo favore il famoso 3,5, no? La difesa a 4 con un terzino che va più in avanti, libero di attaccare, e un altro che invece si trasfila praticamente, diventa a 3, sempre ibrido, sempre in movimento, bisogna sempre essere in movimento, cosa che non abbiamo visto molto spesso, devo dire, in questo precampionato, però è un'opzione da tenere presente che Spalletti l'ha sempre fatto. Allora tu, capito, magari da difensore da lì puoi allargarti un pochino come terzino, oppure in caso di emergenza lo puoi anche adattare come terzino, cosa che non adoro, ma siamo in emergenza, stiamo guardando gli svincolati, vuol dire che questa è l'emergenza. Quindi immaginate una situazione in cui Mario Rui spinge moltissimo, un Di Lorenzo può rimanere più bloccato e si può shiftare con i due centrali che possono essere Juan Jesus e Koulibaly. Potremmo vedere Koulibaly a destra, per esempio, oppure questo Juan Jesus lo potremmo vedere al posto di Koulibaly quando Koulibaly sarà in Coppa d'Africa. Ma comunque un Juan Jesus che va e diventa difensore a 3 con Koulibaly al centro e Di Lorenzo che fa il terzo aggiunto che resta un po' più bloccato. Questa potrebbe essere un'ipotesi tattica con Juan Jesus in campo. Ovviamente dobbiamo vedere a che livello sta, a livello fisico, perché questi sono giocatori che se prendi da svincolati devi vedere come si sono allenati quest'estate, e idem dicasi per non fate la battuta della shotgun, perché ascoltate, Shkodran Mustafi, difensore tedesco che conosce il campionato italiano per essere stato alla Sampdoria, dopodiché passa al Valencia, dopodiché dal Valencia grande costo incredibile per il super pagato Mustafi che va all'Arsenal fa le stagioni che deve fare, dopodiché comincia a scendere nel dimenticatoio. Non sappiamo se ha avuto problemi fisici, ragazzi, non ho seguito la Premier nello specifico, però sappiamo che finisce allo Schalke l'anno scorso e gioca appena 13 partite con lo Schalke, che poi retrocede da ultimo in Bundesliga. Questo giocatore, che io conosco molto meno di Juan Jesus, mi sono guardato un paio di filmati e mi sembra uno di quei terzinacci, dico terzinaccio perché si dice, è difficile dire difensoraccio, centralaccio, però è un difensore centrale che può giocare anche da terzino, questa volta col destro, ed è uno di quelli che non disdegna le scivolate, tenta l'anticipo, anche un po', dico terzinaccio perché è un po' rude, è molto fisico, insomma ci mette tutta la sua fisicità. Vediamo, 1,84 m, Juan Jesus è 1,85 m, lui ha un anno in meno, 29 anni, mi sembra un po' non un fine dicitore, certo non possiamo chiedere secondo me di impostare ad un Mustafi, però potrebbe assomigliare diciamo a un Rachmani. Ora qua il primo dubbio è: questi giocatori vengono a fare il prima di tutto ne viene solo uno? Vengono tutti e due? Perché se ne viene solo uno potrebbe venire a fare il quarto, e a questo punto un'ipotesi del genere mi può accontentare. Noi poi, la battuta di Totò è questo: noi con questa fame digeriamo anche le corde di contrabbasso, nel senso che con questa penuria di mezzi, e si insiste con le citazioni, noi ci facciamo piacere tutto pur di vedere anche un volto nuovo, uno sfizio di puntare magari su un giocatore che chissà lo recuperiamo, si recupera, magari fa un ottimo impatto, diventa un giocatore incredibile. Che ne sai? Stiamo parlando di affidabili, perché dovrebbero essere affidabili, li dobbiamo sempre vedere nel contesto Napoli. Idea interessante quello del tedesco che potrebbe fare coppie, Demme potrebbe aiutare nella transizione. Ecco, in questi giorni abbiamo visto l'intervista a Lobotka, non si dice Lobotka, si dice Lobotka perché lo dice lui stesso, quindi Bobotta lo possiamo chiamare noi, ma gli altri lo devono chiamare Lobotka, e abbiamo visto l'intervista a Lobotka dove lui dice tra le varie cose, insomma, bla bla bla, le solite cose scontate, sì, è bello lungomara, la pizza e tutto coso, però a un certo punto dice: sono molto amico con Zielinski perché parliamo più o meno la stessa lingua. Quanto è importante non isolare un giocatore che nello spogliatoio potrebbe rimanere isolato se non ha facilità di favela in
in uno spogliatoio dove magari si parla napoletano e chi ci riesce e chi non ci riesce potrebbe rimanere isolato, e lui trova in Zielinski un compagnuccio per rimanere anche, che ragazzi è importante mentalmente, questi sono fragili, è importante. Quindi il passaggio col tedesco potrebbe essere facilitato dalla presenza di Demme, e sotto questo punto di vista ci siamo. Dopodiché ragazzi noi dobbiamo anche passiamo l'Amrabat di nuovo di così. Iscrivetevi al canale. No, che state aspettando? Siete completamente pazzi? Rumori. Vabbè. Insomma, questi sono i due nomi che stavolta mi sembrano plausibili. Uno dei due spero. Dicevamo tutti e due nel caso in cui effettivamente l'offerta per Manolas si dovesse concretizzare. Io non credo che l'Olympiakos possa permettersi una spesa così importante. Si parla insomma di 18 milioni, un ingaggio anche, almeno che Manolas non decide sono greco, mi sono scocciato di giocare in Italia, basta, mi vado a rilassare in Grecia e accetto un ingaggio inferiore. Io credo che il Napoli accetterebbe ad occhi chiusi, come parrebbe che abbia accettato l'offerta dello Zenit, ma ci ritorniamo al discorso di Insigne a fine video. Se il discorso di Manolas resta in piedi, perché questa offerta sembra che si insiste eccetera eccetera, la vedo difficile in tempi brevi, però a quel punto potrebbe significare che il Napoli parrebbe sempre sostituire anche Manolas con i due acquisti svincolati, quindi sia Juan Jesus sia Mustafi, e quindi trovarsi con una situazione Koulibaly Juan Jesus a sinistra, Rachmani Mustafi a destra, e poi si possono alternare e organizzare anche sotto questo punto di vista, anche a livello tattico si possono organizzare. Se invece resta Manolas, Rachmani diventa il primo sostituto e ne devi pigliare solo uno. È difficile fare una scelta, ma a questo punto, dovendo scegliere, visto che sono due scommesse esperte, non giovani ma esperte, io tendo a preferire quello là mancino, che ci può garantire un pochino più di duttilità, e credo che anche Spalletti la pensi così, perché quando lui dice guardate com'è importante la memoria storica, dobbiamo prendere un giocatore che possa fare il centrale e il terzino. Rudiger ci ha fatto comodo l'anno scorso con questa sua duttilità. Spalletti non credo che abbia cambiato. Iscrivetevi al canale. Iscrivetevi a canale. Che state aspettando? Siete completamente pazzi? Vabbè, non sono riuscito a spegnerlo in tempo. Comunque, quindi Juan Jesus, Mustafi, non lo so, queste sono le due ipotesi. Abbiamo parlato di Manolas, abbiamo parlato di Juan Jesus, un accennino, è uscito un nuovo nome per il centrocampo, Youssouf del Saint-Étienne, tante partite nella Ligue 1, non lo conosco, me lo vado a vedere. Quando le voci si fanno più insistenti noi approfondiamo, altrimenti sono video inutili. Però una delle voci che si sta rincorrendo è la questione di Insigne, e molti anche in privato su Instagram mi hanno incalzato su questo. Parrebbe che il Napoli avesse praticamente accettato l'offerta di 30 milioni dello Zenit, ed è tutto da verificare, che però Insigne avrebbe rinunciato e rifiutato, detto di no ad 8 milioni da parte dello Zenit. Ora, che cosa vi ho detto io qualche giorno fa? Che Insigne valuterà tutte le proposte, ma sono decisioni che sono difficili da fare in pochissimo tempo. Un amico bellino romantico mi ha detto: vedi, l'amore per la maglia, ha rifiutato 8 milioni. Io ho risposto: l'amore per la moglie. Perché? Perché vi ho spiegato che non basta pensare alla propria carriera, ma un giocatore come Insigne in particolare, io intuisco che ci tenga moltissimo alla situazione familiare, alla moglie che si trova bene a Napoli, ai figli, la scuola, eccetera eccetera. Quindi tutto questo è difficile. Un trasferimento così clamoroso come andare in Russia diventa difficile, pure se ti danno tutti i soldi del mondo diventa complicato adattarsi, fare questa scelta, che poi diventa una scelta di vita anche per pochi anni, ma diventa una scelta importante. Allora io escluderei notizie del genere, non tanto per l'amore per la maglia, ma per il fatto, per l'amore della moglie, perché praticamente è difficile convincere anche una situazione familiare a rivoluzionare completamente la propria vita. Dobbiamo però stare attenti, perché a questo punto mettetevi più nei panni di lei che non nei panni di Insigne, e dove la moglie di Insigne potrebbe aver piacere a muoversi. Facciamo questa ipotesi così, magari a Roma. Ora io credo che la Lazio non possa permettersi un ingaggio così importante, anche se a Sarri farebbe piacere, parrebbe che farebbe piacere. La Lazio non può permetterselo, Tito sta inguaiato, eccetera eccetera. Diverso è il discorso della Roma con Mourinho e con i Friedkin, che i Friedkin si stanno organizzando, stanno facendo delle spese pazze. Allora stiamo parlando sempre per l'anno prossimo.
prossimo, magari da svincolato Insigne potrebbe far gol alla Roma, idem può far gol alle due milanesi, perché posso vedere la moglie di Insigne a Milano vestita elegante che va in giro, comunque Milano è una grande città, la moda eccetera eccetera, quindi escluderei tutte le altre ipotesi, perché poi queste sono le squadre che se lo possono permettere, se lo possono permettere va tutto visto. Però ovviamente se arriviamo a scadenza, se arriviamo che viene svincolato, possono concentrarsi tutto sull'ingaggio, la spesa pesante sull'ingaggio, un bonus alla firma, gli lasciano i diritti di immagine che a Insigne farà piacere, ed ecco che Insigne potrebbe da bandiera del Napoli anche lasciare, e colpa sua, colpa della società, ne parleremo quando accadrà. Noi adesso ci fermiamo, ci analizziamo i difensori, perché la difesa è proprio completamente in emergenza, perché non possiamo rimanere in 3, non possiamo rimanere in 2 se se ne andasse Manolas, quindi questa adesso è diventata la vera priorità. Poi dopo viene il terzino sinistro, che secondo me scala come ultima ipotesi di mercato, perché la seconda priorità deve essere il centrocampista, perché sappiamo la situazione qual è. Zielinski va benissimo, Elmas va benissimo, Lobotka va benissimo, va benissimo, Fabian è un po' macchinoso, serve numericamente almeno un'altra persona nel frattempo che Dem è infortunato, e ci dobbiamo organizzare bene, perché il centrocampo sarà il fulcro di tutta la stagione del Napoli, con i rischi che ti prendi con il pressing alto, scappare all'indietro, spendere un fallo. Da New York Valerio Fluido è tutto, vi siete dimenticati di lasciare il like, lo capisco, siete stati presi dall'entusiasmo del fatto che il Napoli stia facendo mercato, va bene, tra pochi giorni vedremo anche la maglietta, ne sono sicurissimo, ci faranno una grande sorpresa e ci piacerà tantissimo. Voi che ne dite? Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000 e arriviamoci, si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare Basta, sei cringe, quante cose. tutte le cose bellissime. Mi fai il Io caffè. mi ricordo come mi chiamo,